Buonasera a tutti, collegati dal Palasele di Eboli, dove sta per andare in scena la sesta giornata di Serie A. In palio non solo i 3 punti, ma la possibilità di godersi la cima di questa classifica. Non sarà una sfida per deboli di cuore, lo sa anche chi scenderà in campo. Del resto, la paura non ha mai portato nessuno alla vetta. Chi vi parla è Carmine Fine e questa è Fel di Eboli, acqua e sapone Onegros. Diamo lettura delle due formazioni. Per l'acqua e sapone Mammarella 1, 12 Mambella, 18 Fior, 5 Patricelli, 7 Fusari, 8 Murillo, 9 Calderolli, 10 Coco, 11 Ghi, 19 Labella, 20 Misael, 21 Fetic, 27 Rafinha, 30 Dudu, l'allenatore Fausto Scarpitti. Per i padroni di casa della Fel di Eboli, numero 3 Dalcin, 12 Ielmi, 19 Pasculli, 2 Moura, 4 Romano, 9 Caruso, 10 Danicino, 11 Tres, 13 Bissoni, 21 Ciano, 22 Luisigno, 23 Senatore, 24 Caponigro, 87 Canabarro, l'allenatore è Alberto Richer. A dirigere il match saranno i signori Minichini di Ercolano, Sgueglia di Civitavecchia, al crono il signor Marino di Agropoli. Andiamo a vedere i due quintetti scelti da Richer e Scarpitti per i padroni di casa della Fel di Eboli. Tra i pali c'è Dalcin, poi i 4 di movimento sono Moura, Canabarro, Romano e Danicino. Risponde Scarpitti e l'acqua e sapone con Mammarella tra i pali, Dudu, Murillo, Coco Wellington e Ghi. A dare il calcio d'inizio saranno i padroni di casa in completo rosso-blu, che attaccheranno da sinistra verso destra del vostro teleschermo. Attaccherà da destra verso sinistra invece l'acqua e sapone in maglia bianca e pantaloncini azzurri. C'è Danicino sulla palla, sarà lui a toccare la sfera per primo in questa partita, che come ho detto in presentazione, nel caso in cui ne uscisse vincente una delle due squadre, andrebbe almeno momentaneamente in vetta alla classifica. Ultime indicazioni da parte degli arbitri e si parte. Canabarro, Romano, intercetta palla Coco Wellington, che ricomincia da Stefano Mammarella. Murillo va da Dudu. Murillo sbaglia il passaggio sul lungolinea che voleva premiare il Toro Ghi. Passaggio però impreciso e quindi rimessa laterale per i padroni di casa. Canabarro, Romano prova a scucchiaiare Canabarro alla ricerca di Romano, un po' lungo però il pallone servito dal numero 87 in maglia rosso-blu. Adesso acqua e sapone in possesso con Dudu che prova anche lui la palla lunga, riuscita sì, però Murillo non è riuscito a controllarla. Romano in avanti per Danicino, su di lui c'è Murillo, Danicino si protegge, scarica all'indietro per la botta di Canabarro che finisce alta. Adesso in pressione gli uomini di Richer con Canabarro che prova ancora una volta il mancino, non trova neanche questa volta lo specchio della porta. Siamo già dall'altro lato con Ghi, appoggia per Dudu, converge verso il centro Dudu e va da Murillo, prova a saltare Canabarro e in qualche modo ci riesce. Coco Wellington, Ghi prova a superare Moura, che è molto bravo a capire le intenzioni del numero 11 dell'acqua e sapone e a guadagnare la rimessa laterale. Eccolo Moura, va da Canabarro, Romano, serve Moura che però è costretto a buttarla via. Ha dato i suoi frutti in questa circostanza la pressione portata dall'acqua e sapone. Ora Mammarella, rilancio no look per Dudu che va a calciare fuori di poco. Primo squillo acqua e sapone con Dudu.
chiede movimento ai suoi Richer. Canabarro prova ad appoggiarsi da Danicino, viene chiuso da Murillo con l'aiuto di Ghi. Eccolo Ghi che prova a superare Moura. Ancora una volta l'ultimo tocco è del giocatore dell'Acqua e Sapone. Moura prova a superare Ghi, c'è il fallo. Ha esitato un secondo prima di fischiare il direttore di gara. Alla fine il fischio è arrivato e quindi sarà calcio di punizione per la Feldi Eboli, con Dalcin che è rimasto a terra a causa della conclusione violenta scagliata da Ghi. Colpito in pancia il portiere della Feldi Eboli. Può riprendere il gioco con Canabarro e la tocca per Romano. Canabarro in difficoltà, prova ad alzarsi la palla che però finisce fuori. Ci sarà calcio d'angolo, il primo del match per l'Acqua e Sapone. Sulla palla c'è Dudu che la tocca per Murillo. Dalcin in qualche modo, Coco Wellington la tiene viva ma deve ricominciare da Mammarella. Eccolo Murillo che cerca e trova Ghi. Romano nel tentativo di colpire Ghi per guadagnare la rimessa la mette in calcio d'angolo senza trovare appunto la deviazione del numero 11 dell'Acqua e Sapone. Altro corner quindi con Coco Wellington che l'alza per Murillo. Questa volta Romano va a murare la conclusione. Terzo corner di fila per gli ospiti. Sulla palla ancora Dudu. Alza per Ghi. Palo incredibile. La palla resta lì. Dudu, ancora Ghi. Questa volta ci prova col mancino che finisce ampiamente a lato. Conclusione molto bella da parte di Ghi, il capocannoniere di questo campionato fino a questo momento. 7 i suoi gol in sole 3 partite giocate. Pericolo numero 1 per la formazione ebolitana, che gestisce adesso la palla con Bissoni che fa il suo esordio nel match. Ghi la prende in mano con la palla che era ancora in campo, quindi il signor Sgueglia fischia il fallo. Canabarro prova il lungolinea per Danicino che però ha sbracciato mettendo giù Dudu e commettendo quindi fallo. Ghi prova ad andarsene sull'out sinistro, Ghi ne supera 2, rinviene Danicino. Ancora Dudu da Coco Wellington, all'indietro per Murillo, preso un po' in controtempo. Dudu adesso in difficoltà, riesce ad uscirne e a servire Ghi che ricomincia a sua volta da Murillo. Prova l'imbucata Coco Wellington, intercetta Danicino che però la butta via e si accomoda in panchina. Primi cambi per entrambe le formazioni. Bissoni, Tresse e Luisigno per la Feldi Eboli, Calderolli e Misael per l'Acqua e Sapone. Eccolo Misael che scambia proprio con Calderolli. Murillo vuole lungolinea, Misael viene servito, prova a calciare di prima intenzione, viene colpito Romano. Può ripartire la Feldi Eboli con il proprio capitano che però preferisce appoggiarsi a Tiago Bissoni. Ora Tress, bella palla per Tiago Bissoni che non riesce ad impattarla nel migliore dei modi. Fetic, Murillo, Calderolli, giro palla a Sapone. Alen Fetic trova sul lungolinea Misael. Calderolli prova
a scagliare il destro, c'è stata una deviazione, quindi altro corner per gli uomini di Scarpitti. Sulla palla Fabrizio Calderolli, va da Fetic, ribatte Tres, la palla resta in campo, la protegge Fetic, di testa Tres, riesce a servire Ciano che si invola verso la porta, ma trova un attentissimo Mammarella a dirgli di no. Al palo del Toroghi risponde Ciano con la prima azione importante per la Feldi Eboli in contropiede. Tres arriva a calciare, Mammarella la mette fuori. Primo calcio d'angolo per i ragazzi di Richer, anzi no, è laterale. Sulla palla c'è Bissoni, serie di movimenti in area, alla fine Bissoni ricomincia da Luisinho nella propria metà campo. Tres, Ciano, ancora Tres, Luisinho, Ciano, Tres, prova l'imbucata, Murillo la fa sua e fa partire il contropiede. 4 contro 3, Murillo! Dalcin a dire di no con il piedone. Fetic prova a servire Calderolli, ci mette il piede Rudinei. Tres, sarà laterale per gli ospiti. Calderolli la tocca per Fetic, c'è la deviazione di Bissoni che beffa Dalcin e il vantaggio dell'Acqua e Sapone dopo 4 minuti e anzi 5 minuti e 8 secondi di gioco. Il vantaggio Fetic con una conclusione molto potente ha trovato la deviazione di Tiago Bissoni, su cui nulla ha potuto Carlos Dalcin, ed è quindi 1-0 per l'Acqua e Sapone, che riesce a recuperare palla adesso in pressione con Calderolli. Misael, Rafinha, Calderolli, Misael, chiuso da Bissoni. Ciano serve Tres che ha un po' di campo, se lo prende tutto, poi in buca per Bissoni che viene chiuso da Misael. Si incarica della battuta a Tres che cerca e trova Luisinho, c'è stato però un blocco irregolare di Bissoni. Secondo fallo commesso dalla Feldi Eboli. Rettifica la posizione il signor Minichini, poi batte Rafinha. Fetic prova il lancio alla ricerca di Calderolli, troppo lungo. Inizio in salita per la Feldi Eboli che adesso è costretta a rincorrere. Tres sbaglia il passaggio, Calderolli serve Fetic che apre il piattone ma non trova lo specchio della porta. Ci ha provato Fetic, il gigante di 1,93 m, 6 volte campione di Slovenia, primo anno in Italia per lui. E time out chiesto da mister Richer, che sicuramente non è soddisfatto di questo avvio di gara dei suoi. Mister Richer che nella solita intervista prepartita
ha praticamente detto di adorare questo tipo di sfide, perché nel bene o nel male lasciano qualcosa che può essere molto utile per il proseguo del campionato. Trascorsi 6 minuti e 13 secondi di gioco, è in vantaggio la formazione di Scarpitti grazie all'autogol di Tiago Bissoni, propiziato dalla deviazione di Bissoni, appunto. Il tiro di Fetic, si ritorna in campo e si ripartirà con la palla tra le mani di Carlos Dalcin. Si deve aspettare il fischio del direttore di gara. E si riparte adesso con la Feldi ad impostare con Bissoni, Luisinho, Ciano va tra le linee da Tres, ancora una volta il suo passaggio viene intercettato in qualche modo da Fetic, con la palla che finisce sul fondo. Ancora Tres, pressione altissima dell'Acqua e Sapone, prova ad uscirne in qualche modo la formazione bolitana con Ciano. Prova Tres, a sua volta da Luisinho, pressato da due, la perde. Calderoli prova il tunnel ai danni di Tres, non riesce. Luisinho, su lui c'è Calderoli, sul lungolinea cerca e trova Ciano. Bissoni, bello il tacco per Ciano, finisce giù Bissoni, viene fischiato il fallo ai danni del numero 13 rossoblu. Secondo fallo anche per l'Acqua e Sapone. Sulla palla c'è Luisinho che ci prova. Luisinho molto bravo sui calci piazzati, questa volta ci ha provato però da una distanza quasi impossibile. Adesso riesce a recuperare palla la Feldi, Eboli in pressione con Tres e a guadagnare un'ottima rimessa in zona offensiva. Ciano la tocca per Luisinho, tiro sbilenco che finisce molto lontano dalla porta difesa da Mammarella. Lo stesso Mammarella che rimette la palla in gioco e fa ripartire l'azione dei suoi con Fetic, che ha provato a cercare Fusari, non ci è riuscito però. Ora Bissoni in avanti per Ciano. Rafinha si fa sentire, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Protesta anche Richer per la spinta di Rafinha. Ora Luisinho scambia con Tres, prova a crearsi un varco nella difesa schierata dell'Acqua e Sapone alla Feldi, con Ciano che ci prova con l'esterno destro. Palla facilmente parata da Mammarella. Fusari sbaglia, possibile 3 contro 2. Tres la tocca per Luisinho che di punta sbaglia e non di poco, la palla finisce addirittura in fallo laterale. Poteva fare di più in questa circostanza il numero 22 della Feldi, Eboli. Graziato Fusari che in disimpegno aveva lasciato il pallone a Tres. Ciano, eccolo Tres che va da Moura, non riesce a chiudere l'1-2, gli viene rubata la palla. Ora Fusari prova a sgusciare, Moura protegge la palla e guadagna rimessa laterale. Palla in avanti per Danicino che lotta con Rafinha, prova la conclusione centrale, la fa sua Mammarella. Rafinha per Fetic
che ancora una volta prova questo lancio in avanti. Sicuramente è un'uscita pressing richiesta da Scarpitti, che almeno fino a questo momento non ha dato alcun esito. Adesso è la Feldieboli che deve provare ad uscire dalla pressione. Canabarro riesce a guadagnare una rimessa laterale. Romano. 9 minuti trascorsi in questa prima frazione, sempre in vantaggio l'acqua e sapone. Dalcin prova il lancio alla ricerca di Danicino, non riesce ad agganciare il numero 10 rossoblu. Coco, Fusari, ancora Coco, Rafinha, Fusari, Dudu, palla sul lungolinea per Fusari, messo giù da Carlos Dalcin, che va a prendersi il cartellino giallo. Calcio di punizione invitante per gli uomini di Scarpitti a ridosso dell'area di rigore. Palla non centralissima. Vediamo cosa proverà l'acqua e sapone. Sulla palla c'è Fetic, sul primo palo Coco Wellington, ai lati del battitore Rafinha e più defilato Dudu. C'è il fischio del direttore di gara. Fetic ci prova e questa volta la deviazione è di Romano. 2-0 acqua e sapone. Il gol probabilmente è di Fetic, ma anche questa volta c'è stato un tocco da parte di un giocatore della Feldieboli, questa volta Romano. E 2-0 per i ragazzi di Scarpitti su tutti e due i gol. C'è lo zampino di Fetic. Canabarro adesso con Moura che viene messo giù da Fusari. Chiedono il giallo dalla panchina della Feldieboli e arriva il cartellino per Fusari, secondo ammonito del match dopo Carlos Dalcin. Canabarro, lunga rincorsa, ci prova Canabarro, c'è stato il tocco di Ghi, calcio d'angolo per i rossoblu della Feldieboli. Romano la alza per Canabarro, un po' lungo il tocco di Romano, ci ha provato comunque Rodrigo Canabarro, tiro che finisce però altissimo. Sale in pressione la Feldieboli, che adesso è sotto di 2 reti. Canabarro batte con la palla in movimento e quindi la rimessa passa all'acqua e sapone. Tocco per Dudu, che col piattone la mette dentro per il 3-0 dell'acqua e sapone. Dudu. Dieci minuti e 4 secondi trascorsi in questa prima frazione e l'acqua e sapone è già sopra di 3 reti.
Deve fare qualcosa di più la Feldi Eboli se vuole rimettersi in carreggiata, perché l'Acqua e Sapone sta giocando ottimamente e il risultato fino a questo momento premia gli abruzzesi. Calcio d'angolo adesso con Moura che regala la palla a Coco Wellington, possibile contropiede proprio con Dudu che punta da Nicino. Dudu, palla sotto la sola, alla fine va da Murillo. Coco prende il centro del campo e serve ancora una volta Dudu. Murillo, imbucata di Coco per Ghi che non colpisce bene col mancino. Romano, Moura, Romano tra le linee, prova ad andarsene, Romano ci prova, Mammarella a dire di no, prova a dare la scossa ai suoi il capitano Sergio Romano, Mammarella però a dirgli di no. I due campioni d'Europa con la nazionale italiana nel 2014, eccolo ancora Romano, e Mammarella in qualche modo evita il gol. Murillo, Dudu, Coco Wellington, il direttore d'orchestra dell'Acqua e Sapone, a dirigere la manovra. Dudu lascia una palla lì in mezzo che recupera Danicino che ci prova di punta, ma ancora una volta la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Mammarella la mette tra i piedi di Ghi che prova a girarsi su Moura. Bravo il difensore della Feldi Eboli a dirgli di no. Già dall'altro lato con Romano, si appoggia proprio da Moura. Canabarro, Moura non sa chi servire, alla fine si fa trovare Canabarro. Bissoni, Ciano, Canabarro, Romano tra le linee per Ciano, subito però il fallo Romano, fallo commesso da Murillo, il quarto dell'Acqua e Sapone. Caponigro fa il suo esordio nel match. Ora Ciano che calcia, c'è il tocco di Mammarella, altro corner per la Feldi Eboli. Caponigro sicuramente tra i protagonisti della sfida lo scorso sabato sul campo della Seibertellaniene, nella quale ha trovato anche la prima rete di questo campionato. Ci prova adesso Ciano, conclusione alta. 7:30 al termine della prima frazione, Feldi Eboli 0, Acqua e Sapone 3 e time out richiesto da Scarpitti. Anche Caponigro è stato intervistato alla vigilia di questo match, ha parlato soprattutto della sua crescita, che secondo lui è dovuta molto ai sacrifici fatti in questi anni e ai compagni e ai vari allenatori che ha conosciuto nell'esperienza ebolitana. E poi ha infine dichiarato che la Feldi Eboli non deve porsi limiti, deve pensare gara per gara. E adesso c'è da pensare a questa di gara che si è messa più che in salita per i rossoblù, sotto di 3 reti dopo 12 minuti e 30 di questo primo tempo. Finisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Scarpitti, si ritorna in campo, time out esauriti in questa prima frazione, con la Feldi Eboli che è ancora tutta intorno al proprio mister, che avrà chiesto qualcosa di diverso
per questa seconda parte di primo tempo. Fetic, serve Murillo, ancora Fetic, non si chiude l'1-2. Luisinho, Caponigro, Ciano, passaggio rischioso che comunque arriva a Luisinho, che guadagna la rimessa laterale. Non molla la pressione l'Acquesapone, che vuole dare fastidio alla Feldi Eboli ad inizio manovra. Pressione organizzata molto bene dagli abruzzesi, che sta dando molto fastidio alla Feldi Eboli. Fetic, altro laterale per l'Acquesapone. Rafinha, Calderolli, Ghi va a prendersi la palla nella propria metà campo, dove scambiano adesso Fetic e Rafinha. Ancora Ghi, palla in avanti, troppo lunga per Rafinha. Bissoni, Luisinho, Caponigro, tutta la Feldi Eboli nella propria metà campo per cercare di uscire dalla pressione portata dai biancazzurri dell'Acquesapone. Adesso Luisinho a puntare, Misael lo scherma, riesce comunque ad imbucare Luisinho. C'è Ciano nella sua posizione preferita, difende bene però Rafinha e deve girare a largo Ciano. Caponigro, passaggio intercettato, altro laterale Feldi Eboli. Luisinho ancora ad imbucare per Ciano, questa volta viene anticipato il numero 21 della Feldi. Calderolli, tocco per Fetic. Calderolli la mette fuori perché lo aveva chiesto Bissoni, che aveva la scarpetta slacciata. Molto sportivamente Fabrizio Calderolli ha messo la palla in out, che adesso viene restituita da Luisinho. Misael, Fetic ad impostare, Calderolli prende il centro del campo, serve tra le linee Misael. Buono il giro palla dell'Acquesapone. Rafinha, Misael, costretta a rientrare nella propria metà campo la Feldi Eboli. Ci prova adesso Misael, che come Ghi prima non riesce ad impattare bene la palla. Bissoni va da Danicino, un po' di spazio adesso per puntare. Danicino ricomincia da Luisinho, prende posizione Danicino al centro dell'area, non viene servito però. Caponigro ci prova lui. Rafinha ancora una volta bravo in anticipo. Caponigro, Bissoni osserva la posizione di Danicino e lo serve. 2 su di lui adesso. Danicino prova a lottare, ne esce vincitore Calderolli, trattenuto dal numero 10 rossoblu, che è il terzo ammonito di questa partita.
Situazione falli 4-4 con 4 minuti e 20 secondi da giocare. Missoni lascia la palla lì, Fusari 3 contro 2, Fusari fa tutto da solo e la mette fuori con il mancino. Luisigno, imbucata per Danicino, un po' solo, deve ricominciare. Luisigno prova il lungolinea per Canabarro, che però non aveva proseguito nel movimento. Controllo infelice di Fusari, recupera palla alla Feldi. Danicino, Canabarro prova ad apparecchiare il sinistro, ma deve servire Moura, che pasticcia con la palla. Anche Rafinha sbaglia la rimessa laterale, quindi c'è anche questa volta il cambio, come era successo in precedenza alla Feldi. Moura serve Luisigno, tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Moura batte, c'è stato prima il fischio del signor Sgueglia che va a richiamare Rafinha, nel mentre però Canabarro era comunque andato a calciare, colpendo lo sfortunato Fusari, che deve momentaneamente abbandonare il terreno di gioco. Moura serve ancora Canabarro, che col suo mancino stasera ancora deve trovare le giuste misure. Murillo in avanti per Misael, perde il duello con Moura, la palla finisce a Luisigno, che non trova Danicino in avanti. 3:20 ci separano dall'intervallo. Sempre acqua e sapone in vantaggio di 3 reti. Canabarro, Tres, esordio nel match anche per Caruso, che riceve adesso. Canabarro scambia con Tres, Tres potrebbe puntare Calderolli, Tres va a calciare, c'è stata la deviazione proprio di Calderolli. Ci ha provato con lo spunto personale Rudinei Tres. Proprio Tres a battere questo corner, bella palla per Moura, che però colpisce molto male. Dudu, Murillo, Rafinha, Dudu senza paura trova tra le linee Rafinha, che va da Ghi, che non riesce a tenere la palla in campo. Canabarro, Caruso, palla appoggiata da Dalcin. Moura in avanti per Tres, che la mette giù di petto, prova una giocata che non riesce, allora Dudu fa ripartire i suoi. Dudu, Canabarro in qualche modo a dire di no. Tres
Ancora una volta palla recuperata da Dudu. Palla per Ghi. Brutto il suo tiro. Sicuramente uno dei migliori di questa prima frazione, Dudu. Oltre al gol sta dimostrando grande personalità. Il classe 96 dell'Acqua e Sapone. Siamo già dall'altro lato adesso con Moura che viene messo giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Feldi Eboli. Il gesto del direttore di gara aveva un po' ingannato tutti. Tanto è vero che in un secondo momento solo ha indicato il dischetto. Ad 1 minuto e 23 secondi dal termine della prima frazione la Feldi Eboli ha un'occasione importantissima per farsi un po' più sotto all'Acqua e Sapone. Sulla palla ovviamente Luisigno. Luisigno, Mammarella dice di no. Si resta sul 3-0. Murillo messo giù da Tres che viene ammonito. Quinto fallo anche per la Feldi Eboli. Il quinto commesso dall'Acqua e Sapone è stato quello in occasione del calcio di rigore. Provato la conclusione di piatto sul calcio di rigore Luisigno. Mammarella è stato bravo a intuire. Adesso Fetic ci prova praticamente da metà campo in bugger Paradalcin. Contropiede adesso con Moura che viene chiuso dal rientro in difesa di Ghi. Moura, il tocco per Canabarro, deviazione di Ghi e rimessa laterale per i padroni di casa. Caruso. Tres prova a sfruttare il blocco di Caruso, la palla resta lì e alla fine finisce in laterale per i padroni di casa che ci stanno provando almeno a siglare una rete prima dell'intervallo. Ci prova adesso Tres, tiro alto però, Dudu ad impostare per i suoi. Ghi chiede calma Dudu che imposta per i suoi. Fetic sbaglia il passaggio, allora Tres chiuso da Dudu. Laterale Acqua e Sapone con Canabarro che va a disturbare la battuta di Dudu che alla fine ricomincia. Passaggio rischioso di Ghi, non riesce Canabarro ad intercettare, la tocca solo. Murillo tunnela ai danni di Caruso. Ghi al centro per Dudu, la rivuole Ghi che si fa sentire. Dudu prova a restituire la palla al suo numero 11. C'è stato però un tocco. Adesso Fetic ci prova col destro. Dalcin calcia perché non c'è più tempo. Finisce la prima frazione di gioco tra Feldi Eboli e Acqua e Sapone. Il risultato è di Feldi 0, Acqua e Sapone 3. Autogol di Tiago Bissoni e reti di Fetic e Dudu per i ragazzi di Scarpitti. Per adesso è tutto, ci risentiamo per il secondo tempo.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui ad Eboli, sesta giornata di Serie A. Feldi Eboli a Quessapone. Il risultato vede gli abruzzesi in vantaggio di 3 reti dopo la prima frazione. Misael comincia subito forte con il tunnel ai danni di Davide Moura, chiuso poi da Dalcin. Coco l'alza proprio per Misael. Canabarro, palla di Moura a cercare Romano. Mammarella ancora una volta a dire di no. Danicino batte male e la rimessa va là a Quessapone. Molto fiscale in queste circostanze il signor Minichini. Murillo per Misael. Ancora il 20 ad andare via. Danicino va a raddoppiarlo e a togliergli la palla, che però finisce in out. Murillo scucchiaia dall'altro lato per Coco. Ancora a Quessapone. Prova l'imbucata Calderoli, la fa su a Romano che prova ad andarsene, ne supera 2 Romano. Roulette al centro del campo, poi viene servito Canabarro. Chiede ai suoi di salire dalla porta Mammarella. Danicino si perde la palla, c'è stato il tocco però di Calderoli. Canabarro, altro ricambio. Coco Wellington. Ora ad anticipare Misael. Allora Romano prova ad andarsene via, ma viene chiuso. Murillo prova a chiudere l'1-2 con Coco Wellington. Dalcin a metterla via. Murillo. Coco. Palla per Misael. Ancora a Quessapone. Calderoli riesce a tenere la palla in campo. Ottimo il giro palla dell'Acquessapone con Coco che adesso si prende la rimessa laterale. Ovviamente può far girare la palla quanto vuole l'Acquessapone, che non ha fretta, dati 3 gol di vantaggio. Giocata stupenda di Calderoli che apparecchia per Murillo. La parata di Dalcin, ma che giocata di Fabrizio Calderoli. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Fabrizio Calderoli. 2 scudetti per lui, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe e 1 Coppa UEFA. Bissoni chiuso da Murillo, si porta la palla fuori. Luisinho
Prende posizione Ciano che ci prova. Col tacco non riesce a colpire però la sfera. Misael converge e calcia. Deviazione e corner. Battuto da Calderolli. Murillo imbucata per Coco che lotta con Tres. La palla è ancora dell'Acquestapone. Misael stop e tira. Si immola in scivolata Tiago Bissoni. Calderolli. Palla di ritorno per Misael. Ci prova col destro. Tres ha provato la palla a tagliare il campo. Ancora una volta chiusa però da Coco Wellington. Adesso Luisinho. Calcia, palo e poi Mammarella la tiene lì. Bissoni ha provato a strapparla dai piedi di Mammarella che ha tenuto la palla in maniera decisa e poi l'ha messa fuori perché ha sentito un piccolo dolorino. Molto sportivamente Tiago Bissoni aiuta il portierone dell'Acquestapone. Mammarella riprende il gioco. Coco, Murillo sbaglia il passaggio, allora Bissoni la tocca per Dalcin che in qualche modo trova Tres che prova a far salire i suoi. Ricomincia da Bissoni. Ciano in posizione insolita da playmaker, recupera palla l'Acquestapone. Coco imbucata per Di che trova l'ottavo centro stagionale e porta sul 4-0 l'Acquestapone. L'Acquestapone aumenta il vantaggio sull'asse Coco-Ghi. Con quest'ultimo che punisce la Feldi Eboli con il quarto centro per la sua squadra. Adesso deve accelerare e non poco la Feldi Eboli che ci prova con Rudinei Tres che guadagna la rimessa laterale. Mentre Richer non ci pensa su due volte e fa entrare con la maglia da portiere Rodrigo Canabarro. Ci prova col portiere di movimento la Feldi Eboli che non è riuscita in questi primi 5 di gioco della ripresa ad impensierire la porta difesa da Mammarella. Adesso Ciano col mancino che finisce alto. Mammarella in avanti per Ghi, si protegge da Davide Moura. Fetic trova Fusari.
Ancora Fetic. Ghi. Palla in avanti alla ricerca di Fetic. Intercettata da Rudinei Tres. Moura si appoggia da Carlos Dalcin. Lancio lunghissimo per Romano che la mette giù di petto. Romano chiuso da Rafinha con l'aiuto di Mammarella. Già dall'altro lato adesso Fusari incespica nella palla. Allora Tres messo giù. Fallo di Alen Fetic, il primo di questa ripresa. Questo calcio di punizione dà modo a Riquer di far rientrare Canabarro con la maglia da portiere. Ha poco da perdere adesso la Feldieboli, che vuole provarci a farsi sotto. Tres, Canabarro, Scino. Brutta conclusione, Mammarella va al rilancio. Murillo elude Luisinho. Murillo, esterno della rete, fa ripartire velocemente i suoi Dalcin, o almeno ci prova. Ciano saggiamente ricomincia da dietro per far rientrare Canabarro. Giro palla Feldieboli. Luisinho per Canabarro. Danicino. Ciano, palla dentro, chiude Rafinha in qualche modo. Luisinho. Ciano la mette dentro, chiude Murillo. Non c'è nessuno in porta. Calderolli. Serve Fetic. Ancora alla ricerca di Calderolli. Riesce a chiudere in qualche modo Danicino. Luisinho, Tres la lascia scorrere per Ciano! 4-1. Ciano con l'aiuto di Murillo. Premiato il portiere di movimento della Feldieboli con il secondo autogol di serata. Il primo è stato quello di Tiago Bissoni nella prima frazione e adesso è Murillo lo sfortunato autore della rete della Feldieboli. 12 al termine e 4-1. Sbaglia adesso il passaggio Ghi. Rientra in campo Canabarro. Cambia tutto il quintetto Riquer, che praticamente nel momento in cui deve difendere mette in campo altri giocatori, mentre Luisinho, Canabarro, Tres, Ciano e Danicino sono i 5 che devono offendere con il power play. Passaggio rischioso che Canabarro riesce a tenere in campo. Ancora Ciano, ci prova con la puntata. Non c'è stato il tocco di Mammarella che avrebbe voluto Ciano. C'è Canabarro tra i pali della Feldieboli, non c'è stato il cambio con Dalcin.
Fetic prova ad andarsene su Tres, messo giù dal gigante sloveno. Secondo fallo per l'Acqua e Sapone, mentre Ciano viene richiamato dal signor Sgueglia, reo di aver protestato troppo sul presunto tocco di Mammarella richiesto dal numero 21 della Feldieboli. Luisigno, Ciano, cambio lato per Canabarro, Luisigno, Ciano la mette dentro, non riesce ad arrivarci da vicino, poi tiro che finisce fuori di Luisigno. Lo stesso Luisigno a recuperare, chiede calma a Ciano per far risalire Luisigno e Canabarro, ritmi frenetici adesso. Canabarro, Ciano che si sta rendendo molto pericoloso lì nella banda sinistra. Ciano, palla illuminante per Rodrigo Canabarro, 4-2, si fa sotto la Feldieboli. E time out richiesto da Scarpitti. 4 minuti fa sembrava in pieno controllo del match l'Acqua e Sapone, poi c'è stato l'inserimento da parte di Richer del portiere di movimento e adesso la Feldieboli ha dimezzato lo svantaggio, siamo sul 4-2. Dopo l'autogol di Murilo Ferreira c'è stata la rete di Canabarro su assist spettacolare di Ciano. Canabarro che tra l'altro è uno dei 2 ex di questa partita. Lui e Romano hanno vestito la casacca dell'Acqua e Sapone, quindi gol dell'ex per il numero 87 della Feldieboli. Si ritorna in campo. Canabarro che tra l'altro aveva segnato anche nella gara di sabato con l'Aniene, e Scarpitti dimostra di avere molto coraggio. Adesso è l'Acqua e Sapone a schierare il portiere di movimento, ovviamente non con l'intenzione di offendere ma con l'intenzione di guadagnare tempo, mentre viene ammonito qualcuno in panchina per la Feldieboli, mi sembra Canabarro. E adesso vediamo la Feldieboli come cercherà di contrastare questa mossa di Scarpitti. Ci prova con la pressione, con Caponigro che viene messo un po' in mezzo in questa prima circostanza. Murillo cambia lato per Calderolli che non la tiene in campo. E allora si passa da un portiere di movimento all'altro. Rientra Canabarro per la Feldieboli con la maglia da portiere, mentre torna tra i pali dell'Acqua e Sapone Stefano Mammarella. Luisigno per Tres. Canabarro. 9 minuti e 15 secondi al termine del match. Danicino. Luisigno. Ciano. Alla ricerca del barco giusto la Feldieboli. Ciano
perde palla e adesso è 2 contro 2 senza il portiere. Murillo la tocca per Calderolli che mette giù Luisinho, ma perde un po' troppo tempo, rientra Danicino. Che occasione sprecata dall'Acqua e Sapone, con Murillo e Calderolli che non hanno calciato verso la porta sguarnita della Feldi Eboli. Tres, Sciano colpisce Rafinha. Chiama uno schema Canabarro, vediamo cosa proverà la Feldi. Luisinho, Tres di punta, Mammarella direi di no. Rafinha si ritrova una palla che scotta tra i piedi e la mette fuori in qualche modo. Luisinho, Canabarro, Luisinho, Tres, Canabarro, la bomba che colpisce la traversa. Ormai non fa rientrare più Dalcin tra i pali Richer, c'è Canabarro e Murillo non riesce a guadagnare la rimessa che è della Feldi Eboli. Prova a pressare Dudu che dà molto fastidio a Ciano, che sbaglia il passaggio. Adesso sì che rientra tra i pali Dalcin, mentre Murillo e Richer non fanno amicizia. Murillo, è rientrato Ghi con la maglia da portiere per uscire dalla pressione della Feldi. L'Acqua e Sapone con Calderolli, bello il pallone lasciato lì per Murillo che apparecchia per Ghi che sbaglia clamorosamente. Non c'è nessuno tra i pali dell'Acqua e Sapone, ci mette un po' troppo tempo Dalcin che alla fine prova a servire Romano che viene chiuso nel mentre. È riuscito a rientrare in campo Mammarella. Adesso Dudu ha molto campo per avanzare. Dudu ci prova, Moura in estirada riesce a guadagnare anche la rimessa laterale. C'è bisogno dello spazzolone per asciugare il sudore lasciato dalla scivolata di Moura sul parquet del Palasele. Riprende il gioco con 6 minuti e 42 secondi ancora da giocare. Canabarro che poco fa ha colpito la traversa con un missile terra-aria. Tres, Canabarro, Danicino un po' isolato lì nell'angolo, riesce a guadagnare il massimo, ovvero il corner. E allora time out chiesto da Richer.
che vuole dare le ultime indicazioni ai suoi per questo arrembaggio finale. Le due squadre che ritorneranno in campo questo weekend. Impegno casalingo per l'Acqua e Sapone contro il Real San Giuseppe, mentre la Fel di Eboli andrà a fare visita alla Camedosson. Si sente fino alla nostra postazione mister Scarpitti che sta dando indicazioni ai suoi per quanto riguarda l'uscita dal pressing. In precedenza invece le ultime indicazioni del tecnico degli abruzzesi per quanto riguarda la difesa in inferiorità numerica sul portiere di movimento della Fel di Eboli, che ovviamente vedremo ancora in questo finale di partita. Corner Feldi, battuto all'indietro da Danicino per Luisigno. Canabarro. Tres. Canabarro. Dani. Dani. Giropalla infinito Fel di Eboli, poi ci prova Tres con il blitz sulla linea di fondo, non riesce. La palla si spegne in out e adesso Dudu perde palla al centro del campo e poi commette fallo su Danicino. 4:58 al termine del match. Tres. Luisigno. Ciano. Guadagna l'angolo. Canabarro, Luisigno. Ciano prova a scambiare con Tres, la palla resta lì, rovesciata di Calderolli e finisce in out. Prova però a salire in pressione l'Acqua e Sapone. Tres la alza per Canabarro, che riesce a tenerla e guadagnare una rimessa laterale importantissima per uscire dalla pressione portata dall'Acqua e Sapone. Danicino rischia. Tres, tocco per Ciano. Tres, controllo infelice, in qualche modo riesce a servire Luisigno. Canabarro, Danicino, la palla arriva a Ciano, la vuole Luisigno che va a calciare
Calderolli a dire di no. Canabarro, Danicino, Canabarro, Ciano, Coco Wellington a guadagnare la rimessa, palla all'indietro per Mammarella che ci prova, c'è stata deviazione, rientra Ghi con la maglia da portiere di movimento per l'Acqua e Sapone, chiede pressione altissima ai suoi Tiago Bissoni perché il tempo stringe, la Feldi Eboli ancora sotto di 2 reti. Coco in difficoltà, lascia la palla lì, Moura non ne approfitta, Coco rilancia adesso per Ghi che è solissimo, contro Dalcin, Ghi spreca, non c'è nessuno tra i pali dell'Acqua e Sapone, non calcia Bissoni. Tantissime emozioni in questo finale di partita. Tre minuti esatti al termine. Adesso deve accelerare la Feldi, ma l'Acqua e Sapone si sta chiudendo molto bene dopo aver subito i primi 2 gol. Adesso Coco va a calciare, provvidenziale intervento di Luisigno e poi il palo colpito da Fabrizio Calderolli. Adesso pressione Acqua e Sapone, la palla arriva a Tres, non c'è nessuno tra i pali, la recupera Murillo che la tocca per Calderolli che mette a sedere Canabarro e la mette dentro, non perdona Fabrizio Calderolli. 5-2 Acqua e Sapone. (2:35 al termine), di nuovo sopra di 3 gol adesso la formazione di Scarpitti. Danicino, attacco per Canabarro, chiude in qualche modo Rafinha. Bissoni, Ciano la mette sul secondo palo, non trova la rete Canabarro da 1 centimetro. Murillo, Calderolli, bello il tacco a lasciare la palla per Rafinha. Coco, Calderolli, Coco recupera palla la Feldi Eboli solo per un momento perché Coco la fa sua di nuovo, poi non si intendono Calderolli e Rafinha che regalano la rimessa ai rossoblù. Danicino, Canabarro, tocco per Danicino, la parata di Mammarella. Danicino, Bissoni, Mammarella non riesce a tenerla. Tres, 70 secondi al termine. Dani, Ciano, Tres prova la giocata col tacco,
Tres. Ciano. Perde palla Fetic, calcia, viene messo giù da Ciano. Calcio di punizione a quel sapone. Dudu prova a sgusciare, recupera palla Caponigro, non c'è nessuno tra i pali dell'Acqua e Sapone. Caponigro se ne va da solo, serve Bissoni, ma il suggerimento del numero 24 della Feldi Eboli è impreciso. Rimessa dal fondo, la Feldi avrebbe voluto il calcio d'angolo, non è dello stesso avviso il signor Pinichini, mentre c'è la scucchiaiata per Coco Wellington, messo giù da Caponigro, che si prende l'ammonizione. Calderolli, la tocca per Murillo, si va da Fetic, decide di non calciarla a quel sapone e di ricominciare da Stefano Mammarella, che rilancia per Murillo. Bello lo stop di petto, chiuso da Moura. Romano calcia col mancino, Mammarella la mette giù e lascia scorrere il cronometro. Arriva il triplice fischio. L'Acqua e Sapone vince al Palasele 5-2 contro la Feldi Eboli e sale a quota 12 in classifica. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Richer. Per questa sera è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, a risentirci per la prossima gara casalinga della Feldi Eboli.